In seconda corsa, categoria FG, premio Cavalli in Zucca. Sono 8 al via, 1 Aquila della Notte, 2 Bangkok Mail, 3 Benur Risaia TRGF, 4 Zelk Holm, 5 Alba dei Greppi, 6 Annie Pan, seconda linea 7 Viking 3B, 8 Astecca Dimar. Favori per Annie Pan e Benur Risaia TRGF, vicini nella valutazione, numeri 3 e 6 dello schieramento. In partenza è veloce Alba dei Greppi che cerca di superare Zelkolm, a sua volta proteso su Benur Risaia che ha conquistato la testa e guida all'attacco della curva. Insiste Zelkolm all'esterno, in terza ruota è proteso invece Alba dei Greppi. Poi lungo la corda serra sotto Aquila della Notte, i 200 iniziali, se ne vanno in 14-6 con Benur Risaia in vantaggio, all'esterno rimane Zelkolm che si adegua, alla corda invece Aquila della Notte, poi Alba dei Greppi che invece insiste e viene via in terza ruota dopo 400 metri completati in 29-7, insiste al largo Alba dei Greppi e copre interamente Benur Risaia, mentre rimane però in terza ruota perché c'è Zelkolm che non si è lasciato superare del tutto. Ora però Alba dei Greppi arriva a ridosso di Benur Risaia e i due prendono vantaggio. Tanto sbaglia Bangkok Mail nelle retrovie. Al largo numero anche 2 Bangkok Annie Pan, Mail, che squalificato. però è piuttosto distante dai primi. I primi 800 che se ne sono andati in 59,7, ora il chilometro viene coperto nell'ordine del 1,16, è scattata intanto Annie Pan che si porta a ridosso di Benur Risaia, si è accodati invece in seconda posizione Alba dei Greppi, insiste Annie Pan, attacca a 500 dal palo, è già in grado di sopravanzare Benur Risaia almeno parzialmente, 400 alla conclusione. Cerca di scendere alla corda Annie Pan ma non riesce ancora a farlo perché Benur Risaia replica, poi ha spostato nuovamente Alba dei Greppi, gli altri più discosti. Cavalli sulla curva conclusiva con Annie Pan che deve ancora perfezionare il sorpasso a Benur Risaia TRGF che difende ancora la posizione, passa poi Annie Pan, ingresso addirittura d'arrivo con Annie Pan che nel finale si distacca per vincere su Benur Risaia TRGF che fa ancora buona difesa nel finale. Terzo posto ancora per una generosa Alba dei Greppi, 1,15,7 con 38 a chiudere. La vittoria per Annie Pan e Fulvio Gallo che bagna così con la vittoria il passaggio di proprietà. Prima uscita con Fulvio Gallo, mentre il training è sempre di Francesco Virzì. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Vittoria netta per Annie Pan su Benur Risaia, al terzo posto finisce Alba dei Greppi.